In compenso qualche cosa è stato progettato in questa cittadina e si chiama MUOS. C'è un giardino a mezzo dello mare, tutto un tessuto d'arance e di fiori. Il cervello operativo USA dell'isola è la base NRTF di Niscemi, inserita a 2 passi dall'abitato e nel cuore di una sughereta, riserva naturale violata. Fanno l'amore. Dai primi anni 90 da questa base si ergono 46 antenne di comunicazione ad altissimo inquinamento elettromagnetico. Ad estendere il loro raggio d'azione a ben 2,5 km quadrati, nel 2013-2014 vengono installate 3 potentissime antenne paraboliche collegate a satelliti e ad altri 3 siti analoghi in Virginia, Hawaii e Australia. Governano le guerre euroatlantiche in tutto il mondo. Sono il MUOS, Mobile User Objective System. Il MUOS è stato spostato a Niscemi da Sigonella perché lì avrebbe interferito con il traffico aereo. Figurarsi come interferirà con le persone a Niscemi. Fu a curioso e ci si spiari. Quando è venuto qui Corraddu ha rilevato addirittura al presidio qualcosa come 15 volt metro, cioè il massimo che non è neanche consentito, già il massimo è 6 ma è già troppo. Poi chissà come mai le rilevazioni invece di ARPA e ISPRA sono più basse, cioè sono intorno ai 6 così. Per cui anche se quelle antenne, cioè quelle parabole non venissero mai montate, qui noi andremo avanti fino a quando tutte queste robe qui non vengano giù, fino a quando questa roba qua